In questo video andiamo su de Adelasia, giudicessa de su Regno de Torres. Medas históricos, cronistas, poetas, escritores si sono interessados a sa vida di questa giudicessa, ca est una vida plena de misterio. Sana grazia de ledda e supra de Adelasia at iscritto una paristoria medanotta, sigillo d'amore. Iscia può scrivere questa paristoria, questo conto, siti basata e supra de su libro de Enrico Costa a Adelasia de Torres. Chita Adelasia iti naschida su 1207 in Ardara, e tizia de Mariano II di Torres e de Agnese de Massa, izza de Guglielmo I de Calaris, giudice de Calaris. A solo 2 anni siti stata costrinta a si cogiuvare Chinobaldo de Gaddura, izzo de Lamberto Visconti, regno, cioè giudice de su regno de Gaddura, isce puru pizzino de 2 annos. Poite questo cogiuvio siti necessario, ca Visconte, Lamberto Visconti, aiat a comprendere a Mariano chi isce paris chi sos azzurros de sos pisano sit interessadu a sa conquista de su regno de Torres. A questo punto Mariano II, chi iti ischiat de non poter affrontare una guerra contra s'esercito pisano e de Gaddura, aia pensado a che questo cogiuvio, in modo che su regno eret abbarrado a saiza Adelasia. Su Papa d'Ettanno, Onorio III, si è opposto e si è mostrato contrario a questo cogiuvio, ma ha citato su Mattessi Sacregia de Ardara e Sacregia de Saccargia e su 1289. A sa morte de Mariano, su regno icolade in manos a Barisone III, su Izzo, brade de Adelasia. Basicamente aia solo un anno sa reggenza è stata data a su zio. Però questo zio aia governato talmente male, aia dato tanto di cuddo sorprusos e abusos, che sa popolazione si è rivoltata contro e Barisone a Benicannos è stato molto male. Mariano però, prima di morrere, ha dassato sa disposizione che su regno in caso di morte prematura di Barisone che ne eredes, su regno era stato dato a una de sas fizzas, o a Adelasia o a Benedetta. Sa corona de lugu decidite dell'udare a Adelasia, che in questo modo podiat governare paris che suo marito, Ubaldo. E su 1238 Ubaldo murit de repente, Adelasia ha solo 38 annos. Su Papa l'ha proposto di si cogiuvare che in un certo Guelfo de Porcari, che è uno fedele, uno devoto a suo papato, mentre a Sordurias l'hanno accusato di si piccare a marito a Enzio, izzo legittimato dell'imperatore Federico II di Svevia. Uno giovaneddu, questo Enzio, de 18 anni, biondo, medabello, e aiata soprattutto su titolo de Sardegna. Chiaramente Adelasia ha scelto a si cogiuvare con Enzio. Enzio ha proeggiato il falconcello. A sospacormesse sanno una Izza che venne temuti da Elena. Però Ezio, dopo 2 anni stracco di abbarrare in Sardegna e decidete di si cannare verso Babbo per aiutare in diverse guerre che custaiata e su terra italica.
Ezio hai addassato sa reggenza come vicario a Michele Zanche e hai promesso di tornare. Invece Sossanno scolana e Enzio si schia solamente che ti è diventato uno valente sarbatallas e se che sar femminas. Quindi te ha che dell'Asia si confessa che su Papa decide di annullare su Cugiuvio. Michele Zanche a Pacapaccu i tiri si da entrare in intro de su coro de Sarina. Isciai a 43 anni, si scennai a 30 chimbe, canno le si naschi da una zicchedda, che il suo documento ufficiale se non nana su numene, invece Enrico Costa decide della mutire Agnetta. Agnetta è stata affidata a una famiglia di fiduzia cubana e la può andare a si scannalo. È stata legittimata a postis che Michele e Adelasia si ne cugiuvados. A un certo punto, dopo diversi anni, arriva questa notizia che Ezio è stato imprigionato da esso bolognesi e gettato entro una uscia. Michele Zanchi a questo punto è sicuro che Ezio non tornerà prosso, quindi esce libero di governare sul Logudoro e anche una politica veramente mala, in dove este solo può arricchire personalmente il bude a scascias del suo giudicato. Sa Real dell'Asia, Elena e Agneta, si cugiuvadas che nomine sede vamellas in Portomanno del suo tempo. Elena si cugiuvada che in Guelfo della Gherardesca e Agata che e Agneta che in Brancadoria. Però Deiscia si perdette sammento, è ammantato proprio a noi non si sta arrivato nulla, insomma. Schiamo solo che Adelasia si è ritirata dal suo castello di Sugoceano e su 1259 è morta da Sanna Sacregia Sorbenes e sul Regno de Torres si è partito in diverse savamillas potenter de s'epoca. Si accantupare te su corpo di Adelasia sacata te Sacregia de Santa Maria del Regno de Ardara. Grazie dell'attenzione.